Sporriver.biz, benvenuti al primo episodio di Gallop Racer, il nuovo format del blog Sporriver.biz, una sorta di video podcast, un modo nuovo per il blog appunto di fare comunicazione e dare informazione per quanto riguarda il galoppo sardo, l'ippica sarda. Racconteremo le storie passate, l'attualità ovviamente sempre oggetto di argomento, e poi insomma siete soprattutto voi a fare le domande e quelle saranno appunto il tema di ogni puntata. La puntata doveva essere trasmessa in onda il giovedì 14, purtroppo ho avuto una lieve influenza che non mi ha permesso appunto di poter registrare, quindi questa puntata viene trasmessa oggi lunedì 18 dicembre. Le domande che sono state fatte mercoledì scorso nelle storie di sporriver.biz della pagina Instagram sono state tante, io le ho raccolte e ora appunto iniziamo la puntata. Mi avete chiesto varie cose, tra le quali appunto partiamo con l'attualità. Rispondo subito alla domanda cosa ne pensavo dei Gran Premi di Siracusa, quelli dell'Immacolata. Il 10 dicembre si sono svolti a Pisa e poi anche quelli di Villacidro. Da pensare c'è poco, se no celebrare e fare i complimenti alla scuderia Claudia, che in questi 3 giorni importante per gli anglo-arabo, gli ultimi botti di fine anno, insomma ha visto protagonista la scuderia Claudia, prima Siracusa con Chimera da Claudia, che ha vinto il Gran Premio delle Isole sui 1600 metri, ha vinto il suo primo Gran Premio in Italia dopo aver vinto nel 2021, quando aveva 3 anni, un importante e prestigioso Gran Premio in Francia. La portacolore della scuderia Claudia insomma si toglie anche questa soddisfazione di vincere in un ippodromo atipico per quanto riguarda gli anglo-arabo, quindi complimenti alla scuderia di Massimiliano Narduzzi, che ha piazzato anche al secondo posto l'Imperatrice. Chimera da Claudia ha vinto con Andrea Fede, che è stato lui l'interprete della figlia di Bombolino, mentre terza è arrivata Caracasguer dalla Sardegna. Insomma un viaggio molto provante, sicuramente non è arrivata al meglio delle condizioni, insomma ha dovuto viaggiare quasi 24 ore per raggiungere l'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, e molto probabilmente ha fluito poi su una prestazione tutto sommato positiva, perché terza e va bene così. Comunque un gran premio per Caracasguer, che comunque si conferma regolare e puntuale ad andare a monetta. Il primo dei locali, delle scuderie locali, dei team locali, è stato Carlo Magno, che è giunto quarto. Quindi questo era per quanto riguarda Siracusa. Per quanto riguarda Pisa, la quinta edizione del Gran Galà internazionale dell'anglo-arabo doveva essere Beniamino, e Beniamino è stato, nonostante lo stravolgimento tattico determinato dalla fuga in avanti di Erdiver, che ha provato insomma a giocarsi questa carta, che comunque ha scombussolato un po' i piani di tutti, tranne quelli di Beniamino, perché comunque si è dimostrato un cavallo eccellente, un cavallo forte, uno dei migliori anglo-arabo mai visti del nuovo millennio, se così possiamo definire questo periodo. Insomma vince il 10° Gran Premio se non sbaglio, la prima volta il Gran Galà. Abbiamo visto che a 200 dal palo Erdiver ha alzato bandiera bianca, mentre Beniamino stava iniziando a galoppare, infatti poi ha staccato anche facile. Al secondo posto Beniamino con Michael Arras per il team di Giovanni Azzeni, figlio di Murra di Gallura. Insomma abbiamo ampiamente celebrato questi successi, anche perché comunque una fattrice che non sbaglia un colpo, i cavalli, i suoi prodotti lo stesso, quindi insomma tanti complimenti e elogi per questo team, che piazza anche lui al secondo posto Borreale, quindi una doppietta anche per Azzeni in questo Gran Galà. Terza è rimasta il Rivera, al quarto una Z Penny un po' in debito di ossigeno, non tanto per la stagione ma secondo me anche per la carriera, inizia ad avere una certa età, insomma il suo penso che l'abbia ampiamente fatto, e si è in pista sempre con profitto, vince quasi 130.000 euro in carriera, insomma di somme vinte. Penso che sia una delle migliori, se non la miglior femmina
di questo nuovo millennio per quanto riguarda appunto le somme vinte in carriera. Insomma, lei è una cavalla eccezionale, vedremo se sarà ritirata in razza nel 2024. Sicuramente ora il suo, secondo me, l'ha fatto, poi magari è ancora in grado di stupire, quello lo vedrà il proprio team, però insomma le ultime non sono state belle. Dopo il secondo posto con Monte a Firenze ha un po' accusato, secondo me, quella corsa e non ha più brillato, insomma, non ha più ripetuto quello standard, però tutto sommato è sempre andata a monete, quindi va bene così, penso, per il team Mazzeni. L'unica nota negativa, se proprio la vogliamo chiamare così, è Cuore Impavido che dopo 800 metri aveva finito la benzina, addirittura richiamata la frusta al traguardo lontano. Insomma, mi sa il suo primo NP della carriera e questo fa notizia, ma anche Cuore Impavido è un cavallo di assoluto valore, sicuramente nella scala gerarchica dietro Beniamino, anche forse dietro Zeta Penny, però insomma ci sta, anche lui sarà incappato in un pomeriggio nuovo, d'altronde siamo a fine stagione, quindi ci può stare. Nella conferenza internazionale dell'Anglo-Arabo, bella vittoria di Selvaggio da Claudia, anche lui si conferma un cavallo in crescita dopo la debacle sfortunata a Chilivani in occasione del Gran Premio Sardo. Addirittura aveva disaccionato il proprio interprete Germano Marcelli, anche se secondo me in quell'occasione era già battuto in quel momento, però insomma si è rifatto con gli interessi e il cavallo si è ripreso, ha vinto questo Gran Premio dopo l'internazionale di giugno a Chilivani, quindi si conferma anche lui tra i migliori della generazione e staremo a vedere poi a 4 anni se farà anche il passaggio di età. Batte Cecilia da Claudia che l'altra volta aveva vinto lei, aveva prevalso proprio su Selvaggia da Claudia, insomma un bel duello a frusta alzate, penso che i due sono separati da un corto muso se non sbaglio sul palo, quindi buona la prestazione anche di Cecilia da Claudia, bene in AP, insomma sempre lì, una cavalla molto probabilmente più efficace su distanze meno impegnative, però insomma sempre lì che corre, il suo... il grano, il fieno in cascina, come si usa dire, insomma, lo porta. Quarto era Cioccolate, se non sbaglio, quindi insomma, pochi cavalli, nessuna presenza di sardi, proprio perché c'era il Gran Premio di stessa dotazione qua in Sardegna, Villaciro, oddio, Gran Premio, non si può definire così, però insomma la dotazione ci porta a dargli questo titolo. Era una prova sui 1800 metri dove ha vinto nuovamente la scuderia Claudia, il trainer Massimiliano Narduzzi ha schierato Plutonio da Claudia nonostante i 66 kg e ha vinto ugualmente battendo Eroe de Bonorva di forza, di prepotenza e da cavallo superiore e da cavallo che si elegge come il migliore fondo inglese o il migliore anglo-arabo della generazione 2023. Quindi complimenti a Plutonio da Claudia che mi sembra bello incamminato a essere un prototipo, un prospetto di cavallo per carriera, insomma, mi immagino che possa fare la carriera di Ribelle da Claudia, Bosciale da Claudia, Imperatore da Claudia, penso che possa essere un cavallo di quella caratura lì. Lo scopriremo l'anno prossimo, però è un cavallo davvero forte, potente, mi dà quella sensazione di cavallo che poi cresce corsa dopo corsa. Vediamo l'anno prossimo, intanto quest'anno ha vinto 4 Gran Premi, più il terzo posto in Francia, e quindi insomma sono numeri importanti per un anglo-arabo. Ha vinto il derby italiano, ha vinto il Gran Premio sulla sabbia, ha vinto il Gran Premio a Livorno, quindi cambiando superfici, terreno, peso, insomma si è adattato a tutto, anche alla Francia, quindi questo fa sì che lui insomma sia il migliore anglo-arabo. Bene, Eroe de Bonorva tra i sardi, secondo, insomma non è riuscito a colpire duro, però lui è sempre presente, insomma un cavallo che vince anche lui 4 corse nell'annata, sicuramente uno dei migliori fondi inglesi insieme a Eretica che il giorno ha seccato mentre il compagno di allenamento
e Fisi è giunto terzo, e quarto è Fix, che ha dovuto saltare buona parte della stagione dopo l'internazionale, insomma è rientrato con un terzo e quarto posto, un altro cavallo molto interessante da rivedere l'anno prossimo. Poi mi avete fatto la domanda, cosa ne penso, anzi adesso rispondo, visto che siamo in tema di anglo-arabo, di fondo inglese, mi avete chiesto che fine ha fatto Del Saramonte. Allora io penso, diciamo che il cavallo si è allenato regolarmente, fino almeno alla preparazione di quel Gran Premio a Siracusa. C'era l'intenzione insomma di andare, solo che insomma il viaggio era già faticoso di per sé, in più è stato periziato con 62 kg, doveva renderne 10 a Chimera d'Aquilosia, sui 1600 metri, che è una distanza che nascondeva le sue insidie. Secondo me hanno preferito magari rinunciare proprio per preservarlo, magari da un probabile smacco, perché sicuramente non era nelle condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo potenziale. Quindi un cavallo che ha 11 vittorie su 12 corse va preservato secondo me da questo punto di vista, e hanno fatto bene, perché comunque evidentemente hanno ritenuto non opportuno andare a Siracusa, oppure non era conveniente da tutti i punti di vista, ecco. Quindi io so così. Poi per quello che sarà il suo futuro, io da appassionato mi auguro che possa continuare anche nel 2024 a correre, perché è davvero un piacere vedere un cavallo del genere in azione nelle varie piste. Insomma l'abbiamo visto anche di Fani, poi anche in continente, insomma ha dato di sfoggio delle proprie qualità, vincendo poi quel Gran Premio a settembre, dove aveva battuto cavalli forti come Beniamino, Zeta Penny e Cuore Impabile, insomma. Quindi non lo so, vediamo in futuro cosa accade per Del Saramonte. Voi mi avete chiesto cosa ne penso anche della stagione di fondo arabo, e qui mi collego, appunto, stavo concludendo quella giornata dei Gran Premi, ce n'era uno anche per il fondo arabo. Ha dato delle risposte importanti, perché Ermione Divina si dimostra secondo me la miglior femmina in assoluto, secondo me, del fondo arabo, anche più di Esterina, perché comunque lei vince 2 Gran Premi, ha vinto l'internazionale, ha vinto anche questo premio Agris da 16,5, quindi battendo la stessa Esterina. E seconda poi Nellino Maciocco contro il fondo inglese, quindi anche i maschi. Perde dai Fisio, il Fisio che è terzo in questo Gran Premio che abbiamo visto, quindi una linea che si ripete, una linea solida, di una cavalla che sarebbe stata anche lei bella, sarebbe stato anche lei bello vederla il prossimo anno, perché una cavalla che secondo me ha ancora tutta da scoprire. Ha corso benissimo sin dal debutto vincendo, poi ha beccato ovviamente l'internazionale, poi è rientrata seconda, forse l'unica corsa che ha sbagliato è il Derby Sardo, che comunque è l'appuntamento più importante. Però diciamo che la cavalla bene, bene lei, insomma è una vittoria soprattutto, i successi di Ermione Divina e la carriera che ha fatto è una vittoria del suo proprietario allevatore Santino Canu, che col suo stesso stallone che aveva vinto il derby, il quale non è stato appoggiato da quasi nessuno, pochissimi consensi ha riscosso durante il suo periodo in razza, però insomma si toglie una bella soddisfazione Santino Canu, con una fattrice che viene dalla razza del Pedraulpu. Anche mi avete fatto anche questa domanda, cosa ne penso dei cavalli del Pedraulpu? Beh, Ermione Divina è la punta di un iceberg fatto di successi, che parte da lontano, dalla selezione di Antonio Sanna, di Nulvi, proseguita poi negli anni, diramata, questa linea si è diramata in Sardegna. Ora ci sono molte fattrici che provengono da Cocca, che è la base di questa linea di sangue. Quest'anno abbiamo visto Ermione Divina, lo scorso anno c'era Dokovic, nel 2020 abbiamo visto Batman vincere il derby, che viene sempre da quella linea. Poi abbiamo visto Zimbar vincere il derby nel 2018,
Frina del Pedralpù aveva vinto l'internazionale, insomma poi c'era Tanica del Pedralpù che aveva vinto il Gran Premio, Raggio di Sole che sarebbe la nonna uterina di Ermione Divina, e quindi insomma una linea che negli anni si è sempre espressa a grandi livelli e secondo me lo farà ancora in futuro. Ecco. Ne penso positivamente di questa linea, penso che sia una delle migliori linee che abbiamo in Sardegna ancora. Ancora oggi insomma sono linee importanti che, se preservate e selezionate bene con gli incroci, soprattutto con il fondo arabo e col puro sangue inglese, insomma possono essere cavalli che avranno ancora molto da dire. Proseguendo con cosa ne penso della stagione del fondo arabo, direi Massimo Meridio, bene perché ha vinto il derby. Chi vince il derby secondo me ha una menzione a parte, perché vince la corsa più importante dal punto di vista della cultura del galoppo sardo, della tradizione, la corsa storica, insomma. Qua in Sardegna il derby sardo è la corsa principale, lui l'ha vinta da cavallo importante, l'ha vinta anche lui di forza, ha messo in campo tutta la sua qualità, tutta la sua potenza, chiudendo un cerchio alla fine che meritava, perché comunque è stato anche sfortunato in varie prove e John ha raccolto il massimo a loro. Poi peccato che non abbiamo più visto in azione, questo insomma può essere opinabile o meno, andrà a fare lo stallone da quanto abbiamo capito, insomma andrà a fare lo stallone, sarebbe stato bello anche lui vederlo in pista in Sardegna, soprattutto a Villacidro, in queste prove, però pazienza. Esce dalle piste con la vittoria del Derby sardo, il terzo posto che gli fa onore a Tarbes, anche lui resta un cavallo che insomma ricorderemo a lungo, poi in razza può secondo me fare bene. Esterina lo stesso bene, anche lei tra le migliori, oggi attualmente adesso aspettiamo l'ultima giornata a Villacidro, però lei è, è il miglior cavallo del galoppo sardo per numero di vittorie, 5 in coabitazione con Caracas Guerre, quindi non sono tutti, si può notare che vincono 5 corse, lei l'ha fatto, secondo me è una cavalla imbattibile nella categoria, anche contro il fondo inglese, l'avrei voluta vedere anche contro i maschi a 1600-1500 metri, sembra che allungando già di 200 metri accusi, insomma, perda tutta quella brillantezza, quel dinamismo che mette in campo quando corre a 1500 e a 1600 metri, come abbiamo visto a Chirivani e poi a Sassari. Comunque resta una cavalla importante, quindi bene lei. Promuovo anche Esperance perché comunque alla fine il suo l'ha fatto, 3 vittorie. Nino Calvia che ha vinto rendendo chili, batte Massimo Meridio che poi ha vinto il derby, quindi le linee sono sempre quelle, sono ben solide. Sicuramente magari ci si attendeva qualcosa in più dal punto di vista del suo pedigree, essendo una cavalla tutta francese, però insomma non è detto che devono volare questi francesi, quindi si è scontrata con la selezione sarda, ne ha dato, ne ha preso, quindi insomma va bene così anche per Esperance. E poi insomma c'è Eufonia Saura che è seconda nel derby, c'è Diadema Saura, c'è Entu del Pedralpù che ha vinto la sua corsa, Edirne, come non citare Edirne, altra cavalla che ha corso davvero, ha fatto delle prestazioni molto importanti, ha vinto la preparazione al derby è terza, poi ha vinto bene a Sassari, forse è calata ora di condizione, ma ci può stare, magari gli altri hanno accusato durante la stagione, lei avendo debuttato più tardi sicuramente è arrivata un po' a pile scariche in questo finale di stagione, ma non penso che macchi tutto ciò che ha fatto di buono, anche perché è un incrocio importante il suo, quindi ha dato delle risposte importanti da questo punto di vista, perché ricordiamo che è una figlia dell'arabo e la madre è una fonda inglese, un incrocio che sta prendendo sempre più piede e più quando galoppano, perché comunque ci sono stati anche vincitori negli anni scorsi di questo incrocio, lei addirittura si piazza a terza nel derby e quindi si può fare, insomma, si può fare anche così, perché se ti batto con questo incrocio, batto cavalli
figli del fondo arabo e del fondo inglese, linee importanti come quelle di Esperance, giusto per restare nell'attualità, vuol dire che si può fare. Bisogna crederci, bisogna insomma incrociare bene, bisogna avere fortuna di base, ma in questo incrocio ci vuole ancora più fortuna, ma la riuscita è fattibile ed Irne lo dimostra, come lo dimostra Entude per Raulpu, che ha vinto la sua corsa, si è piazzato quarto in questo premio da 16,5 a Villacidro, quindi insomma si può fare tranquillamente. E penso, chiudendo il discorso di fondo arabo, che comunque questa selezione garantisca un futuro di questa razza, nel senso che Hermione Divina, Esperance, Esterina, Eufonia Saura, Edirne, qualcuno ora mi sfugge, sono il futuro di questa razza, perché comunque andranno in razza, in allevamento, insomma sarà curioso vedere. Enfasi, come dimenticare Enfasi, lo stesso bene anche lei, terza all'internazionale, ha vinto la sua corsa, ha fornito altre prestazioni molto buone, insomma abbiamo già contato 6 prospetti molto molto buoni di fattrici, quindi insomma questo è il futuro di questa razza. Eh, Mi avete chiesto poi, uno mi ha chiesto se ci fossero più cavalli in allenamento a Villacidro, è possibile che avrebbero fatto più corse? Io credo di no, perché non è dipeso dal numero di effettivi in allenamento in un ippodromo. Villacido ha le sue giornate, secondo me poteva anche fare qualche giornata in più, visto comunque la somma di denaro che aveva a disposizione distribuita nel montepremi, però non è dipeso dai cavalli in allenamento, perché magari molti associano Chilivani, che comunque è il centro di allenamento più importante che abbiamo in Sardegna, però c'ha la sua storia, c'ha la sua tradizione, insomma Chilivani giustamente ha più corse rispetto a Sassari e Villacida, però no, non dipende dal numero di cavalli che vengono allenati insomma in un ippodromo. Certo, se avesse avuto 200 cavalli come Chirivani, allora poteva magari ottenere qualcosa in più, però per arrivare a quei numeri ci vuole, insomma, credo non sia fattibile nei prossimi 10 anni a Villacidro, a meno che non cambi proprio qualcosa di importante. E quindi qualche giornata in più penso che se la meritano tutti, sia Sassari, Villacidro, ma anche Chirivani, anche per allungare insomma la stagione, perché Chirivani comunque chiude a settembre, poi si riprende a marzo, aprile, secondo me è troppo il lasso di tempo che intercorre dalla fine di una stagione all'inizio dell'altra, quindi magari qualche giornata in più poteva averla Chirivani, così come qualche giornata in più Placido, ma non dipende secondo me dal numero di cavalli che un ippodromo ha in allenamento. Poi l'altra domanda che mi avete fatto, rispondo a qualche fans di Buonvicino, mi hanno scritto che insomma ci voleva un post a parte per Buonvicino. Allora, partiamo dal fatto che io Buonvicino l'ho sempre celebrato durante i suoi successi con le interviste all'allenatore, al fantino o al gentleman di turno e al proprietario. Insomma, tanti elogi anche per questo cavallo che ha vinto 4 corse, una storia particolare, un cavallo che fino all'anno scorso penso facesse processioni e quindi e poi ritrovarlo vittorioso come lo stesso, adesso perché ho tirato in ballo la parola processione, abbiamo visto anche Desmond dell'Algher addirittura vincere il debutto, un cavallo che aveva fatto la Sartida addirittura. Sono storie particolari che abbiamo raccontato con piacere, sicuramente se farò le pagelle di fine anno, anche lì sarà occasione per celebrare Buonvicino e sicuramente il voto sarà molto molto positivo per questo cavallo che a 11 anni ha vinto 4 corse in stagione, ok che le ha vinte tutte a Sassari, però insomma voleva fatto, quindi complimenti a tutto il team che ha collaborato per la riuscita di questi successi di Buonvicino. Un'altra domanda che mi avete fatto è cosa ne penso dello stallone 29. Allora, la premessa è che lui
è stato innanzitutto un gran cavallo da corsa, perché va ricordato e rimarcato il suo valore in pista, 6 vittorie su 6 in Sardegna, in Francia purtroppo non è andata come ci si aspettava, come speravamo, però insomma vince l'internazionale, vince il derby di lungo e largo, ha vinto spaziando proprio, buttando giù una prestazione che in un derby difficile da vedere, quindi il cavallo non si discute, la linea di meno, una linea forte, tutti i fratelli hanno vinto, la maggior parte hanno vinto tutti un gran premio, la madre curiosona ha fatto un plane perché in Sardegna, perché ha vinto l'internazionale con Inedu del fondo inglese, del fondo arabo con 29, il Gran Premio Sardo con Rasentatilia, il derby con 29. Poi ci metti il Gran Premio vinto da Oppala a Grosseto da 22.000 euro e poi i successi anche di Serafino che aveva vinto un premio importante il giorno delle stelle, una di quelle giornate che facevano in quegli anni. Berritta comunque ha penso 3 vittorie, ha 2 vittorie in 3 corse disputate, insomma la fattrice che non ha sbagliato nulla, e quindi questo mi porta a pensare che in razza 29 insomma non è finita, nel senso che secondo me sono fiducioso dal punto di vista che lui possa togliere quel crack di cavallo che tutti ci aspettavamo già dal primo anno. Però se poi noi analizziamo i dati, perché non bisogna essere poi troppo pessimisti o distruttivi, andiamo a vedere che il primo anno ha vinto 2 Gran Premi, uno con Didi Domodossola a Livorno e uno con Ringhigiolo a Follonica. Ok, e quindi già 2 Gran Premi fili li hanno vinti. Se sarebbero stati 3, Ringhigiolo alla fine l'ha buttato quello del criterium dell'Anglo-Arabo a Firenze perché era in testa, poi insomma aveva un po' sbandato, disturbando l'azione di Dracaris, però sul palo è passata lei, quindi insomma sul campo sono 3 Gran Premi vinti, anche se poi fu tolto a Dranghisola giustamente il Gran Premio. Poi andiamo a vedere anche in Sardegna, al primo anno è terza all'internazionale con Danubio Blu e terzo al derby sardo con Dorinda, quest'anno è terzo con Enfasi all'internazionale e quarta al derby sardo con Serina, quindi insomma secondo me lui è un miglioratore, questo ne sono pienamente convinto, con il fondo arabo. Con il puro sangue inglese è difficile per qualsiasi fondo arabo, migliorare, insomma, migliorare nel senso togliere cavalli continui, cavalli a livelli, cosa ne posso dire, come abbiamo visto Eroe del Bonorma quest'anno, o Eretica, che sono figli del puro. È difficile perché, insomma, prima di lui ci avevano provato Scardei, Vidoc, avevano insomma anche loro deluso. 29 ha tolto qualche cavallo interessante come quelli citati, è normale che ha coperto parecchio, è stato molto appoggiato dall'allevamento sardo ma anche dall'allevamento continentale. Sulla base di questi numeri probabilmente ci si aspettava qualcosa in più, ma ci sono stati più che altro degli incroci che sulla carta piacevano e poi in pista non hanno reso o non hanno rispettato le aspettative che magari da appassionato metti perché vedi l'incrocio e quindi dici cavolo questo è un cavallo, ma poi tutti belli i cavalli di 29, attenzione, sono tutti belli, lui vabbè è uno spettacolo di cavallo, però diciamo il mio pensiero su un 29 è che gli voglio dare fiducia almeno per i prossimi 2 anni, poi dopo 4 anni si tira le somme, se non è andato pazienza, non è che ci puoi fare granché. Giustamente voleva provato in allevamento, voleva utilizzato, voleva introdotto un carattere come il suo, però alla fine ad oggi molto probabilmente ha deluso più che altro magari anche gli allevatori che hanno scommesso su di lui. Però diciamo che secondo me è ancora sufficiente la linea di 29, non è certo eclatante, però vediamo, io sono fiducioso come ho detto prima
che vedremo un suo cavallo vincere anche qualche cosa importante in Sardegna. La sua produzione, secondo me, farà bene nei prossimi anni. E questo è il mio pensiero sul 29. Poi mi avete chiesto, però non rispondo oggi perché siamo già in chiusura, come nasce il blog sportriver.biz, ve lo spiegheremo in una puntata a tema. Perché ora siamo in chiusura, abbiamo già detto tutto, risposto a tutte le domande che mi avete fatto e questa la risponderò magari, come ho detto, in una puntata a tema, vi spiegherò anche come nasce la storia, diciamo, di questo blog. Detto questo, potete commentare sotto se non siete d'accordo su quello che ho detto, ovviamente nel rispetto delle persone, senza offendere, insomma, senza toglierci gli occhi, come vedo certe cacciare in altri gruppi che parlano, o perlomeno chiacchierano di galoppo, di cavalli, insomma, bisogna secondo me sempre utilizzare un profilo basso, con l'educazione, insomma, bisogna discutere senza, appunto, come ho detto prima, toglierci gli occhi e senza fare leoni da tastiera che tanto non serve a nulla. Detto questo, potete commentare, mettete like al video, condividete, mettete like alla pagina Instagram, alla pagina Facebook di sportriver.biz e iscrivetevi al canale YouTube, perché per ora andiamo sulla piattaforma Facebook, però ma in futuro possiamo anche spostarci da un'altra parte, quindi seguite tutti, restate connessi su tutti e tre i canali, anche per restare aggiornati su tutto ciò che accade, che gira intorno al galoppo sardo. Io vi ringrazio per il seguito che mi date, vi do appuntamento alla prossima puntata di Gallop Racer.